Bruno, sei pronto? Certo che Andiamo, sì. andiamo a giocare? Certo che sì, ma tu chi sei? Okoye il portiere. Io? È il Niño Meraviglia! Vamos! Ciao! Big Ben, la trasmissione. Ragazzi, dove eravate? C'è la trasmissione, dai, andiamo. Buonasera cari amici della Big Band bianconera. Innanzitutto vi devo chiedere scusa perché ieri non siamo andati in onda, ma c'erano delle ragioni serie, per cui approfitto subito per fare gli auguri al nostro direttore Stefano Pontoni, e quindi abbiamo avuto questi problemi. Auguri, speriamo di riaverlo presto fra noi. Ci uniamo tutti quanti vicino a lui. Allora, dovremmo parlare dell'Udinese. Io non so da che parte cominciare, a dirvi la verità. Da che parte cominciamo? Io intanto vi presento i miei amici che ci fanno compagnia questa sera in questa trasmissione, cioè Michele Marchiole e Alessandro Vescini. Ciao a tutti e due. Ciao. Ciao Lore, Buonasera a tutti. pochi ma buoni perché abbiamo avuto un po' di Di è una frambusto, settimana un di po' strana, frambusto. forse nessuno voleva parlare di Udinese oggi, dai, diciamo così, nessuno forse voleva parlare di Udinese, questo è il Io motivo. alzo la mano, io per primo, grazie. Però diciamolo, no? Io parto forse facendo la domanda a voi due, no? Quanto ha inciso, quanto ha influenzato gli episodi arbitrali, quanto invece ha influenzato la non prestazione dell'Udinese? Perché secondo me sì, è giusto parlare di episodi arbitrali, però dobbiamo anche ammettere che l'Udinese non ha fatto nulla per non perdere. Vai Michele che sei più giovane. Vado io? Ok. Ma per quanto sia stata un'annata sfortunata dal punto di vista degli arbitri, ci siano stati due episodi, uno su poco da recriminare, se non parlare di un regolamento che non continua a non cambiare mai, per quanto non sia particolarmente calzante. Ci sono dubbi sul secondo di rigore, è vero, però di tutte le partite che abbiamo avuto qualche decisione dubbia a livello arbitrale, questa è quella che mi fa innervosire di meno, perché è mancata l'Udinese sostanzialmente a livello concettuale. È mancata in tante cose, cioè è parsa l'Udinese dell'anno scorso, quella rinunciataria, passiva, che aspetta l'ore dell'avversario, che si chiude per provare poi a colpire in transizione la Roma, che per un certo senso per la singola gara, ovvero quella di domenica, poteva anche starci come piano, nel senso che la Roma non devi fornirgli profondità, spesso usa due fantasisti proprio per cercare di aprirti la difesa e sfruttare gli spazi dentro la difesa, però è chiaro che penso che a tutti quella difesa a 5 abbia fatto un po' storcere il naso, ci ha ricordato appunto l'anno scorso, e soprattutto diversi singoli, non tutti, però alcuni giocatori sembrano quasi essersi un po' ingrigiti rispetto a quelli che abbiamo visto fino a poche settimane fa, che quando c'era una riaggressione alta, quando c'era un certo tipo di intensità in campo, una lotta a livello di duelli individuali,
sempre col coltello fra i denti. Invece ho visto una squadra che in alcuni frangenti della gara mi è parsa anche quasi un po' impaurita alla fine da quello che poteva accadere, da commettere un errore. Sicuramente non ha aiutato l'infortunio di Touré, perché sappiamo perfettamente che Cabasera ha dei limiti abbastanza evidenti e ancora una volta sono venuti tutti a galla. Però è evidente che ancora una volta si sta tornando indietro anziché cercare di andare avanti e dare quella famosa sterzata di cui si è parlato in estate. Ed è un peccato perché Rooney ci sembrava dovesse essere questa famosa scelta di rottura rispetto al gioco del passato. Hai costruito una rosa con tanti giocatori che ti permettono di fare di sperimentare, di fare più soluzioni, e invece torniamo sempre lì. La speranza è che queste 2 sconfitte di fila magari diano lo slancio per fare effettivamente un cambio, perché se no con questo trend bisognerà anche riflettere per l'anno prossimo dal punto di vista della guida tecnica, perché è un biennale sì, però ci si sta adagiando troppo su quello che è stato l'avvio di campionato. 16 punti in 17 partite non possono essere un bottino assolutamente soddisfacente in un bilancio complessivo, quindi tempo per sterzare ce n'è, però bisogna darla questa sterzata. Lore? Sicuramente sì, anche perché giochi contro il Venezia, chiaramente contro il Venezia devi vincere, non mi pare che ci sta tutta, almeno spero, non so, almeno quello, perché se non vinci neanche col Venezia, ciao, insomma, perché noi ci stiamo, dimmi Ale. Faccio vedere la classifica mentre continui il discorso, perché so che volevi andare a parar lì. Bravo, esatto. Perché guardando la classifica noi siamo belli tranquilli, 11° posto, abbiamo i nostri 26 punti, ne bastano 6, 7, 8, 7, 8 per salvarci, occhio e croce, ma bisogna farli ragazzi, bisogna farli. E se non li fai con squadre queste così, la vedo dura. Fermo restando che, insomma, sì, è una situazione che è difficile persino parlarne, perché a me proprio mi ha amareggiato, mi ha indebolito, mi ha ammosciato, come si dice proprio. Non riesco a capire più questa Udinese. Ma mi meraviglio anche di una cosa, io posso capire che Rooney sia un po' in confusione, anzi lo è sicuramente, lo si vede dalle espressioni, da come parla, da come non parla, ma si avvicina un certo Hinder anche. Io non so che ruolo abbia questo Hinder, ci parlerà, conosce 5 lingue, insomma potrebbe parlarci. Non riesco a capire, vedere come una squadra, se tu metti sul piano, come ha detto Michele, dice dobbiamo puntare sui 2 rigori o sulla prestazione. Per me quando parli di VAR è come se mi facessi una puntura in un occhio, guarda. Io non lo sopporto proprio, non lo reggo, è fatto male, è confusionario, non ha regole decise. Gli arbitri di conseguenza hanno perso la loro autorità e quindi sono anche scarsi. Però insomma adesso che ci dobbiamo attaccare i 2 rigori mi sembra un po' assurdo. Sul primo potrei anche dire qualcosina, ma meglio evitare, non mi interessa. Sul secondo io direi qualcosa invece a Sava che ha fatto un'uscita, non so, sembrava uno scappato di casa, che andava via per conto suo, voleva andare in tribuna, non lo so, boh. Cioè ha fatto una stupidaggine, certo. Dai, parliamoci chiaro. Cioè, gli si criticava il poco coraggio nel fare le uscite. Ma adesso ha esagerato. Cioè, stavolta è proprio esagerato. È uscito, non è uscito, è scappato proprio. Scappato, esatto. rincorso. Non so, dai, non puoi fare quelle cose lì, dai. Aveva tutto il tempo per ragionare, insomma. Fermo restando, insomma, che forse neanche la prendeva la Ciaraui quella palla. Quindi, vabbè. Però rimane il fatto che questa è una squadra che non dà niente, non c'è niente. Cioè io ho visto giocatori come Thauvin che hanno classe, che hanno capacità, che corrono tanto, e questo mi dispiace perché corre a vuoto Thauvin. Lo stiamo perdendo Thauvin perché sta faticando come un mulo. Dà tutto, perché dà tutto, ma corre a vuoto, non è produttivo, quindi c'è qualcosa che non va. Cioè, volete che vi dica io la mia impressione che ho avuto dopo la partita di ieri? Io sabato farei giocare come trequartista Pafundi. Chiaro?
Sì, farei giocare Pafundi. Pafundi mi ha dato un'ottima impressione in campo e anche fuori dal campo, perché questo Nelle ragazzo andando in dichiarazioni. Svizzera, bravissimo, bravo Ale, hai capito al volo. È uno che ha messo su qualcosa in più di quando è andato via. Quest'anno in Svizzera, che abbia giocato tanto, poco, meno, eccetera, l'ha fatto crescere, soprattutto sul piano mentale, perché i piedi non si discutono. Io un Pafundi dentro lì in mezzo, in quella manica di scappati di casa, li chiamo ormai io ce lo metterei un Pafundi, perché c'ha i piedi. Uno dice, ma c'è Sanchez. Vabbè, ho capito, gestitelo come volete, ma se non avete fatto giocare fino adesso, quando è che gioca, insomma? O cambiatelo. Io non voglio parlare di tattiche. Smettiamola di parlare di tattiche, perché le tattiche diventano tutti professori, maestri, eccetera. Io non ci capisco niente di tattiche e non ci voglio capire niente. Io voglio vedere gente che corre, gente che sa toccare il pallone con i piedi, non con le mani. Gente che sa Certo. dare del tuo al pallone, che fa possesso palla, ma non a 2 all'ora, perché quando lo fai a 2 all'ora possiamo giocare io, te, Michele insieme e facciamo più bella figura. Ok? Gente veloce col pallone, gente veloce col pallone e di testa. E purtroppo io vedo una squadra abbandonata quasi a se stessa, do coio, ecco questa è l'affermazione. Cogliamo No, male. Giochiamo, tra l'altro esatto. abbiamo giocato con la Roma che aveva senza 5 titolari, attenzione. Quindi era battibilissima la Roma, però non Sì, abbiamo sì. fatto un tiro in porta, ragazzi. Il gol di Premetto una cosa, lasciatemela dire, il gol di Lucca è un gol da grande cannoniere, è un gol da grande cannoniere. Ditemi quello che volete, ma è un grande gol. Ci accontentiamo di quello, tocca, però per il resto è buio pesto. Guarda, hai detto tante cose interessanti, Lore, tralasciando piccola parentesi, condivido sul gol di Luca perché arriva una palla sporca perché il cross di Lovric è sbagliato, non voleva farlo, gli viene Super. bassa. Karlstrom va per toccare il pallone, non la tocca, lui l'arriva, la domestica col petto e poi scarica di potenza pura, guarda, un gran gol. Mi ha Bellissimo. ricordato il primo gol che ha fatto in Serie A col Genoa, sempre in quella porta, sempre simile, spaccando la porta. Quindi veramente condivido un gol da numero 9, quindi questo è proprio l'unica cosa che salviamo forse. E Sì. condividiamo io e Davide perché siamo stati forse gli unici due a valorizzare la prestazione di Pafundi, seppur breve, perché ha giocato veramente poco, però ha messo quella voglia che non abbiamo visto in molti altri che hanno giocato 90 minuti contro la Roma. Lui in 15 minuti è entrato col piglio giusto e forse ripartire dai giovani, mi viene in mente questo a sto punto, ripartire magari dai giovani, no? Da anche quelli che è bravo lì, che ha tanta voglia ogni volta che entra, ma non viene mai sfruttato a dovere, no? Perché mentre invece chi non viene mai sfruttato, e qua arrivo al tema che visto che lo stanno scrivendo tanto anche nei commenti, chi non viene mai sfruttato, bisogna farsi una domanda, è Sanchez. Cioè, ancora una volta Sanchez entra 17 minuti, cioè gli ultimi 17 minuti, aveva giocato un tempo, ok, che non era la sua gara, però ha giocato un tempo da prima punta, spalla alla porta contro il Como, salvo quella prestazione con l'Atalanta, non è mai stato neanche sfruttato a dovere Sanchez. Cioè, come va gestito allora Sanchez? Cioè, questa è una domanda che faccio anche a voi. Come bisogna gestirlo a questo punto un giocatore così? Perché capiamo che magari il tridente ancora non lo vedremo. Giochiamo con questo 3-5-2. Thauvin ovviamente non si può togliere perché è il leader della squadra. Allora come dobbiamo sfruttare questo Sanchez? Che Bella domanda. in una soluzione normale per me sabato, che sia Pafundi o che sia Sanchez, se non presenti il tridente contro il Venezia in queste condizioni in cui è il Venezia, non so quando potresti presentarlo. Contro il Como era la gara perfetta proprio a livello tattico, perché potevano sfruttare Thauvin e Sanchez, poi le sponde di Lucca, e anche lì non l'ha voluto fare. È un Runjaic che appunto sta ripiegando un po' troppo su se stesso, e in tutto questo poi ne pagano però anche i valori che sono in questa rosa, perché Kellenkamp e Iker Bravo, la dico come provocazione, un termine forte, non è la realtà dei fatti, però usandoli così, Iker Bravo e Kellenkamp, noi li stiamo buttando via. Cioè, Diao faceva panchina a Iker Bravo, avete visto Diao che ha fatto col Como? Noi Iker Bravo l'abbiamo visto a Venezia, appunto. Cioè, ha fatto una partita, poi vabbè col Milan, però tutto l'Udinese ha fatto fatica a San Siro, è stata una partita un po' folle, quindi non è che si può giudicare il giovane perché a San Siro ha toppato quella gara là. Per il resto è dato solo la gara del Venezia e pochi altri spezzoni. Poi Sanchez, francamente, io lo vedo perfetto per un subentro a gara in corso, ma
torna al 60°, non all'80°, cioè gli devi dare ecco, mezz'ora, un a gara in tempo. corso, se lo mandi in 5 minuti ci vado anch'io in campo, scusami, abbi Però pazienza perché di ha te. fatto questo? Perché lui Sì. voleva perché Runjic palesemente ha aspettato di vedere cosa faceva Ranieri anziché giocare come voleva lui, perché si è visto chiaramente, lui voleva mettere Camarà e Sanchez, a un certo punto ha visto che dalla panchina da Roma si facevano movimenti, ha detto aspettate, ha studiato cosa faceva la Roma e a quel punto ha detto no, metto Sanchez e Pafundi, però in questo sono passati altri minuti, hai buttato via altro tempo e la Roma ha gestito una gara con una facilità estrema, nonostante non fosse assolutamente una Roma particolarmente esuberante, quella che abbiamo visto. Tutt'altro. Questo che dispiace, perché abbiamo giocato contro una Roma, ti ripeto, senza 5 titolari o 6. Sì. Quindi potevamo fare non dico quello che volevamo, ma sicuramente molto, ma molto di più. Insomma, potevamo vincere la partita che stavamo peraltro vincendo. Vabbè. Però rimane il fatto che sì, c'è qualcuno che vuole vai Lore. No, rimane il fatto che io non capisco il gioco dell'Udinese, non vedo un'idea di gioco. Cioè vedo questo possesso palla orizzontale e poi vedo il giocatore che prende una palla a metà campo e la dà indietro al portiere. Quante volte è successo? Cioè, ma ragazzi, io mi sono stufato di questo gioco, io mi addormento, ma che calcio è questo? Questo calcio qui non lo giocavano neanche negli anni 50, ragazzi, volevano di più, cioè il possesso palla, o lo fai velocemente come l'Inter, va bene, o come Napoli, lo fai velocemente o non lo fai. Questi passaggi da destra a sinistra, passando per Bijol che è elefantiaco quando si muove, perché tutti quanti Bijol. A me Bijol, onestamente, non mi fa impazzire, ve lo dico subito, non mi fa impazzire. Ecco, l'unico che mi fa impazzire fino adesso, anche se ho visto una partita e mezza, va bene, è Solé, va bene. Ma a quella velocità lì tu non puoi creare sorpresa, non puoi creare niente, perché dà la possibilità all'avversario di piazzarsi dietro, mettersi bello in riga, creare le linee di fuorigioco, fare le sue belle diagonali e tu sei bello bloccato, tanto che noi il tiro in porta non l'abbiamo fatto. Quindi devi trovare un sistema. Poi non capisco perché, poi sentendo Runic dice ci siamo allenati tutta la settimana, molto bene, abbiamo fatto questo. Allenati di che? Ma se vanno a 2 all'ora. Cioè, allenati, tanto siamo allenati tantissimo. Ma allenati di che? Cioè, parliamoci chiaro, ci prendete per i fondelli. Io se sono allenato tanto come dicono tutti quanti, Runic in testa, io in campo devo spaccare il mondo, devo correre, c'è poco da fare, ma non hai 90 minuti. Ma se sei allenato bene? Ma l'allenamento è una cosa, la partita è un'altra. Cioè, ragazzi, spiegatemele, perché io ormai mi sembra di sentir parlare arabo qua, che è pericoloso. Ecco. Sì, guarda, secondo me in questo momento serve un cambio. Runic deve fare un cambio che può essere interpretato in tanti modi, perché può essere un cambio di modulo, quello che tutti auspichiamo, sia noi qua in collegamento, sia ovviamente tutte le persone che ci seguono a casa, ma deve essere se non in questo momento per questioni di equilibrio, saprà lui il motivo, non si è pronti a fare un cambio di modulo, ci deve essere un cambio almeno di interpreti, perché è sempre il solito 11 iniziale ormai delle ultime settimane, salvo squalifiche o infortuni, sono sempre i soliti 11 che giocano. E l'Udinese è diventata di nuovo prevedibile. Cioè gli avversari ormai sanno perfettamente che scende in campo, sanno perfettamente le caratteristiche che ha questo Udinese, quindi di conseguenza la preparano veramente con una facilità estrema. È un Udinese prevedibile ed è la domanda proprio che io gli avevo fatto a Runic pre-Roma. Cioè, io ho detto, mister, dopo un 4-1 così col Como, una batosta del genere, è l'occasione perfetta per fare 2 opzioni. Opzione numero 1, o sfrutti aver toccato il fondo e dai una ventata d'aria fresca, cambiando qualcosa. Può essere cambiando il modulo, oppure può essere cambiando anche gli interpreti. Metti Attai, Kellenkamp titolari, togli Pajero Lovric, per esempio. Fai una roba anche così, cambi un po', cambi gli esterni, cambi uno in difesa, dai un cambio, giusto anche per stimolare chi magari non gioca mai. Oppure, visto il momento di difficoltà e tutto, tu confermi il blocco al quale hai sempre dato fiducia e lo riproponi. E lui ha fatto la seconda opzione. La seconda opzione però ha fallito, perché ancora una volta questo blocco qua, che sono sempre questi 11 qua, purtroppo non riesco a dar di più, evidentemente. Quindi quello che io chiedo, o che mi aspetto, soprattutto col Venezia, se non un cambio modo, almeno un cambio di interpreti. Perché se no si crea anche un gruppo
diviso, perché c'è una gerarchia ben definita tra chi giocherà sempre titolare e chi non giocherà titolare, e molti sono scontenti, e quindi anche di questo il rendimento generale si No, abbassa non dire nel queste cose, perché lo spogliatoio è unitissimo, è unito lo spogliatoio, vanno tutti d'accordo. C'è un'aurea che gira nello spogliatoio dove tutti si entrano, si baciano, si abbracciano. Ma dove siamo prima? Ma perché ci raccontate queste fregnacce, ragazzi? Cioè, uno come Iker Bravo, l'hai detto te, ma devi farlo Esatto. giocare. Uno come Sanchez lo devi far giocare mezz'ora, 3/4 d'ora, quanto te pare, ma la devi far giocare non 5 minuti, 10 minuti, ragazzi. E poi, Sì. ve l'ho detto 1000 volte, non ci capisco niente, ma ho visto 50 anni di calcio, ragazzi. Avevo 6 anni quando ho visto le prime partite al Moretti io. 6, va bene? Ecco. E quella volta mi divertivo, adesso non mi diverto più. Cioè, c'è qualcosa che non va. E ve l'ho detto 1000 volte, quando giochi con la difesa a 3, e questo me l'ha insegnato qualche allenatore con la A maiuscola, non con la R minuscola. Devi avere giocatori difensori velocissimi quando giochi con la difesa a 3 e con i piedi buoni. Dopo il resto viene da solo. Perché guardate come siamo messi in difesa. L'unico, devo dire, che sto vedendo crescere, seppure di un gradino alla volta, sapete chi è? L'unico che vedo crescere è Christensen. Christensen. Sapevo. Bravo. Sì. Il resto, tra Bijol, Touré, Giannetti, Cabasele, prendo un sacco, lo lego, cioè non vorrei essere offensivo. Però, Buttiamo insomma, via tutti. Ma insomma, dai ragazzi, stiamo parlando No, di però hai Serie ragione. A, insomma. Dai, su. Vedo che tutti quanti qui finora, anche lo stesso Bijol, ragazzi, ve lo ripeto, non è... Ma è quello il problema, sai Lore? È proprio quello lì, perché al di là dei risultati sportivi, che quella è comunque la priorità, perché l'Udinese ogni anno deve puntare ad arrivare ai 40 punti il prima possibile, questa è la priorità. Però un allenatore dell'Udinese deve anche avere altri tipi di risultati, ovvero la valorizzazione dei giocatori a disposizione, ok? Valorizza. Per aumentare il loro valore di mercato, e questo è ovvio. Io, rispetto all'anno scorso, solo Lucca e Christensen, che hai citato tu, li vedo migliorati Esatto. anche proprio a livello economico come valore. Gli altri sono tutti uguali. Io non vedo un miglioramento di Bijol, non vedo un miglioramento di Pagero, non vedo un miglioramento di Lovric, non vedo un miglioramento di Zemura. Cioè, quindi assolutamente. il lavoro che non sta facendo è anche da questo punto di vista qui. Cioè, se almeno non fai un campionato diverso e quindi ottieni una salvezza tranquilla, va bene, a livello sportivo va bene, ma se non fai neanche un lavoro di valorizzazione del materiale umano che hai a disposizione, tu ti ritrovi che hai buttato via un anno, perché non hai fatto né una né l'altra cosa. Perché se io capisco, non valorizzo Iker Bravo e non lo faccio mai giocare, non faccio mai giocare Pafui, non faccio mai giocare i giovani, perché così facendo vinco tutte le partite e arrivo in Europa. Per carità, nessuno ti vieterà di farlo, se è così. Ma se non ottieni nei risultati sportivi e al contempo non riesci neanche a valorizzare i giocatori che l'Udinese vorrebbe vendere, perché Lucca si valorizza da solo perché segna appena gli arriva un pallone giocabile, allora comincia a diventare un problema. Hai detto bene, appena gli arriva un pallone giocabile. Non giocabile, sì. Io alzo la mano, mi tocca abbandonare la nave tipo Runeic, sperando che Runeic ci torni subito su. Vi ringrazio Ale, e niente, vi lascio continuare a proseguire con la trasmissione. Vi do appuntamento, sfrutto l'occasione perché ringraziamo il collegamento Lampo perché l'ha fatto in extremis. Sì. E vi ricordo domani ore 17:30 puntata io e Davide solo sul mercato la facciamo, perché ci sono delle novità, sembra di no, ma ci sono delle novità. Vabbè, le anticipiamo, lo dico io, arriva Maestro, arriva Gomez, giusto? Vai, così ti potrebbero voglio. Non esserci solo quelle. Bravo, Potrebbero non esserci solo quelle. Spoiler. E dopo le analizziamo bene queste cose, le analizziamo bene tutte domani. E comunque, guarda, da quello che ho saputo con un mio amico in Sud America, questo Gomez non è niente sembra male. veramente forte, sì. È fortino. Esatto, vedo? Dico bene, sì. Michele? Tu che sei sembra giovane, forte, sembra forte, e soprattutto sembra dato vedi che non sparo, vedi che non sparo solo cazzate, quindi vedi. Ma no! Perfetto, saluto con questa perla. Ciao a tutti. Ciao Davide. Ciao Davide, ciao.
Facciamo E 1 contro 1 adesso. 1 contro 1. Allora andiamo a Ma hai già analizzare due vinto, sei cose. troppo giovane, io vado per terra subito, quindi Ma capito? no, Lore, parliamo di due cose Vai. importanti. La prima, c'ha due motivi in teoria Runjic per cambiare modulo contro il Venezia. Allora, il primo è una brutta notizia. Purtroppo, stagione finita per Touré, purtroppo è stato molto sfortunato in quell'infortunio nei primi minuti, ha Sì. messo male il ginocchio, distorsione al ginocchio, si è sospetta lesione del crociato o del menisco. Adesso stanno aspettando l'esito degli esami strumentali che ha fatto ieri mattina a Touré, e quindi purtroppo è una brutta notizia che obbliga Runjic a trovare una soluzione, perché finché non arriva questo Gomez sei con un difensore in meno, perché hai Bigliol, Solé, Christensen e come unico cambio Cabasele. Quindi al momento sei veramente contatissimo in difesa. Ma poi c'è Sei un veramente... altro fatto, io non riesco sono io il tuo amico del centro America. Vabbè, sì, è vero, confermo. Salutiamolo, ciao. Ciao. Si chiama Cristiano, eh? Ciao Cristiano, ecco perché non capivo dal nome, quindi ciao Cristiano. Sì. No, il fatto è che stavi dicendo, scusa, m'era già cambiato. Ecco, io vorrei capire una cosa. Vai. Noi avevamo un terzino che a me piaceva tantissimo, giovane, veloce per quello che ha giocato, non molto, ma per quello che di personalità, che aveva delle accelerazioni incredibili, che doveva naturalmente maturare, però l'abbiamo dato al Watford. Si chiama ancora Abanquà. Perché l'abbiamo venduto? Cioè non ci stava Aban bene adesso? Abanquà è stato, no, secondo me era perfetto, perché era il Eh, giocatore che ti permetteva di passare a 4 volendo, oppure come braccetto comunque ti esatto, dava quella possibilità in più quelle esatto. caratteristiche che gli altri non avevano. Allora, Purtroppo si sono fatte delle valutazioni e siccome è un ragazzo che ha bisogno di giocare in questo momento con continuità, han gioca, sì. valutato che Audi non avrebbe avuto questa possibilità, mentre al Watford sì, e quindi hanno deciso di mandarlo in prestito per giocare con continuità, perché questo ha bisogno di giocare, perché è forte. Appunto, E quindi Abanquà, per me era l'ideale per il giocare, sì, poteva crescere, in 2, 3 partite cresceva a dismisura, perché era un ragazzo di grande personalità, ragazzo. Sapeva esatto. prendersi le sue iniziative, le sue responsabilità, sapeva toccare la palla come Dio comanda, sapeva accelerare, va bene, strappare ogni tanto, perché qui dietro non strappa nessuno, quindi ecco, quindi il problema nostro è la difesa e soprattutto la mentalità. A me non interessa il modulo. Non interessa il modulo, che giochino col modulo che vogliono. Interessa la testa, cioè entri dentro come l'esempio è quello di Bergamo, quello al primo tempo col Venezia, che vai lì, cominci a pressare, corri, eccetera. E se non lo fai vuol dire che non ti alleni bene, ma non è Sì, vero, perché tutti quanti dicono il contrario, e allora dov'è la verità? È aristotelica, sta nel giusto mezzo, cioè qualcuno dice bugie e qualcuno dice la verità. Quindi e allora cioè questo è il problema, la testa. Cioè e quando io vedo la squadra dice: "Ma abbiamo avuto un brutto approccio". Poi ragazzi, ma l'approccio chi lo dà? Chi lo fa fare? Lo fai fare tu o lo faccio io, lo fa Stefano Bontoni, poveretto, o Michele, cioè lo fa l'allenatore. E allora l'allenatore che ci sta a fare quando vede che la squadra lì arranca, ha qualche problema? Cioè, in panchina tu ragazzo devi tirar fuori un po' di linfa, se no esatto. ce l'hai il sangue nelle vene, sì o no? Tu devi parlà. Cioè, tu devi far Ma capire ai sì, ragazzi come stanno giocando, perché se giochi così a 2 all'ora, ragazzi, cioè, giocano tutti a 2 all'ora, cioè non fanno nessuna fatica. Infatti noi cosa facciamo? Subiamo. Quando abbiamo un'occasione, per fortuna c'è Santo Luca, San Lorenzo, bravo. guarda tu, c'ha anche un bel nome, San quindi Lorenzo, è vero. eh. No, ma hai detto una cosa molto vera, e infatti, io ci ragionavo ed è tutto un problema di testa in questo momento. Perché? Perché rispetto all'anno scorso, all'inizio della stagione e a questo momento qui, son sempre gli stessi giocatori che giocano. L'unico che è cambiato è Sava al posto di Okoye, che si è fatto male, e Karlström. Gli altri son sempre quelli che c'erano l'anno scorso, son quelli che facevano tanto bene a inizio anno e son quelli che adesso stan facendo fatica. Quindi se è sempre la stessa squadra, con lo stesso modulo. Oppure possiamo prendere in considerazione il fatto che abbiano fatto una preparazione
molto intensa, fin troppo intensa per fare una partenza a razzo, però adesso ne stai pagando le conseguenze, Sì, perché sì, adesso a razzo tu non ci decisamente. stai andando, cioè questo è un razzo che se c'è la Musk ti mette le mani addosso, va bene, però, Esatto. È preoccupante la è situazione preoccupante. perché, tu se non vinci col Venezia vieni risucchiato nella lotta a retrocessione. Non me ci fa pensare a una cosa del genere perché, Purtroppo è così. diciamo già Cioè in questo momento cominciamo paradossalmente cioè perché se ti col dico Venezia cominciamo le litanie funebri qua ragazzi. Oh no, no, non voglio neanche pensare a questa cosa. guarda, Rimane ti il fatto dico, che vai, secondo vai. me è cioè la partita contro il Venezia è un crocevia perfetto, perché tu in questo momento sei alla stessa distanza di punti, sia dalla zona Europa che dalla zona retrocessione. Sei perfettamente nel mezzo della classifica. Hai uno scontro diretto alla tua portata. Se tu lo affronti nel modo giusto e vinci, continui a fare questo campionato tranquillo. Se tu invece lo affronti con la paura o in maniera conservativa o con un atteggiamento arrendevole, come abbiamo visto magari in certe uscite, ok? Mi viene in mente per esempio anche la prestazione al Bentegodi col Verona, dove l'Udinese fino all'espulsione non è che abbia fatto chissà quali azioni da meritare il vantaggio. Poi con un uomo in più sì, ha cominciato a creare un po' di più, ma grazie alla superiorità numerica. Se non fai punti col Venezia, è brutto da dire, ma con tutti gli scontri diretti che ci sono nella prossima giornata, perché ci sono diversi scontri diretti, quindi qualche squadra per forza vincerà, o comunque qualcuno fa punti, salgono su e tu Ma rimani bloccato ancora. dobbiamo pensare sempre alle disgrazie degli altri. Esatto. Questo è grave insomma, cioè io vorrei pensare alle fortune nostre insomma, a trovare il bandolo della matassa, perché adesso tu ti stai dimenticando, ma domenica non gioca Paiero. Scusami, No, non gioca Castro. Castro. Castro, E allora, infatti ti faccio questa, vediamo cosa ne pensi tu. vediamo un po'. Chance per Attà? Ti dirò una cosa, che a me piace tantissimo, Mm, fino a domenica scorsa. Domenica l'ho ok. visto entrare troppo morbido in Mhm. campo, quindi non so se ha le capacità di sostituire, Castro in maniera, adeguata. Però Attà sarebbe l'ideale. Però potrebbe esserci la soluzione Paiero con spostando sul mezzo sinistro come terzo e Kellecamp. Resti lì sotto Tu con metteresti restando con Pagero davanti questa alla difesa. sì, davanti o Pagero, ti dico, io metterei Attà, per quel che mi riguarda, perché i piedi buoni lui ce l'ha. Domenica è entrato un po' così, forse un po' frastornato, l'ho Sì. visto un po' morbido, un po' disattento, poco preciso, eccetera. Però i piedi buoni ce l'ha, gioca a testa alta, la personalità ce l'ha, quindi io punterei su Attà. Altrimenti ci sarebbe la soluzione Paiero con Kellecamp più avanti, insomma, tutto lì. Poi c'è Ora, è brutto. da vedere, come si diceva anche con il Como, c'era questa possibilità di giocare con i 3, cioè con Luca Thauvin e Sanchez, o Luca Thauvin Pafundi, quello che volete, Sì. o Iker Bravo, quello che volete. E questo è il fatto. Ma più che questo, sul piano tecnico, sul piano della dinamica di squadra e dell'organizzazione tattica della squadra, è la testa, cioè il modo di giocare che a me impressiona in negativo, cioè questo giocare in maniera ruminata, ruminano palloni su palloni, lanci lunghi, cioè non vedo, passaggi lenti, eccetera. Non vedo quella garra, quella forza, la voglia Bravo. di andare, di saltare un uomo, eccetera. E poi c'è un'altra cosa che io non riesco a capire. Qui noi adesso compriamo Gomez che è bravissimo, va bene, mi dicono, e anche Maestro è un altro bravo, gioca in Turchia lui, va bene. Ma ragazzi, ma noi siamo senza esterni, cioè abbiamo un attaccante che grazie a Dio i gol li sa fare, perché quello ripeto, quello di domenica è stato un super gol secondo me. Ma, non possiamo pensare a un paio di esterni. Lui Modesto purtroppo il nome stesso lo dice e lo conferma. E gli altri 2 esterni ci vorrebbero, non so, perché tra Camara e Zemmour non ne fai uno. Diciamo le cose come stanno, su dai, perché se Cioè, no allora ti dobbiamo dico, da prenderci in giro, quindi quello che stanno cercando un esterno solo a destra. è già qualcosa.
stavano cercando un paio di ragazzi, stavano valutando in queste settimane un paio di ragazzi delle Redivise, però non li ha convinti nessuno. Cioè, un po' vuoi per occasioni, alcuni poi magari il club non era intenzionato a venderli a gennaio, quindi si sono creati un po' di problemi, quindi adesso stanno cercando un altro. In questi giorni sto indagando chi è, quindi ho bisogno un attimo di tempo per capire chi è, perché non mi vogliono dire ancora chi è, perché non ce l'hanno ancora in pugno, quindi per quel motivo lì. Però stanno cercando di fare un esterno a destra. Trovarne uno migliore di quelli che abbiamo non è che ci vuole la Ecco, di cristallo. bravo. Parliamoci chiaro. Oh ragazzi, per trovarne uno migliore di quelli che abbiamo, cioè non è che dobbiamo andare a Castelmonte a pregare la Madonna che ci faccia la grazia, insomma. Dai, su. No, esatto. Diciamo le cose come stanno. Noi siamo innamorati di questa Udinese, per quello noi soffriamo e diciamo queste cose, non è per cattiveria. Cioè, questo è un dato di fatto, cioè questa è una squadra che ha dei giocatori che hanno dei limiti pazzeschi sul piano tecnico, proprio sul piano tecnico, va bene? E poi hanno dei limiti fisici che non si sa perché li abbiano, visto che si allenano maledettamente forte e con grande intensità tutti i santi giorni. Ci raccontano balle. Perché se io m'alleno, come dicono loro, io devo andare in campo, spacco tutto, va bene? Spacco il mondo. Spacco tutto. È lì che è il problema. E Dai. quindi? No, adesso abbiamo quindi capito il problema, e il problema è come facciamo la soluzione. Come la troviamo questa soluzione? Perché il problema è questo. Vabbè, ma c'è un allenatore o non c'è un allenatore? Bravo. Arriviamo lì al Eh. discorso. Cioè, Arriviamo che lì. chiamiamo il magazziniere che vada lì a fare No, la no, quello ramazzina no, prima ovviamente. c'è un allenatore, insomma che tiri fuori le palle, che dica cioè io vorrei sentire una volta Runeic che dica: "Signori, ho sbagliato". Vorrei una volta, ho Sì. sbagliato. Non fa 'sto giro di parole, o è la macchinetta che traduce male, l'hanno tarata a uso e consumo loro, va bene. Sì, perché una volta No, dici: "Sì, certo. ho sbagliato", insomma ragazzi, poi lavorando è normale sbagliare. Nessuno lo impicca, lo fucila o è umano sbagliare lavorando. Lo insegna la vita, che lavorando si sbaglia. Ma una volta che uno lo ammette, dice: "Ho sbagliato, okay, mi dispiace." È chiaro, basta, pazienza, ti diamo la benedizione e non succederà più. Cioè, degli errori ti fai tesoro, ecco. Però se questo non lo fanno i giocatori dovrebbero far la stessa cosa però. Però anche questi hanno preso la via di Rooney, cioè tacciono, dicono le solite cose, perché insomma noi tra rigori, autoreti, mani, questo e quell'altro, nessuno si accorge la colpa, è tutto normale, okay? Diciamo che Sì. abbiamo sbagliato. Oh, Ma dai, infatti Lore, forza. sbagliare, nessuno è qua che pretende che l'Udinese faccia la stagione perfetta, però si può anche sbagliare rischiando, perché sbagliare così Certo. non serve a nulla. Ma sì, ma dai, ma certo, Cioè, se almeno uno certo. dice: "Io sperimento qualcosa di nuovo, provo qualcosa di nuovo", e sbaglio, dici: "Vabbè, però almeno hai provato". Fai vedere il tridente, vedi: "Ragazzi, col tridente abbiam perso 4-0 col Venezia perché non abbiamo nessuno in difesa", dici: "Boh, vabbè, ci può stare, almeno hai provato e hai capito che non funziona il tridente". Ma se non lo provi nemmeno, c'hai sempre questo dubbio che dici: "Boh, funzionerà, non funzionerà, boh, non lo so", perché non lo provi. È un po' Ma anche l'atteggiamento, no? ma sicuro, ma tu hai provato a fare un excursus dall'inizio del campionato e vedere quante belle partite, quando parlo di partite parlo di una partita di 90 minuti, non di Sì, 45, sì. ha fatto l'Udinese. Anche nei tempi iniziali quando eravamo in testa alla classifica. Belle partite. Dai, prova a fare un excursus. No, Ecco. pochissime. Pochissime. E Pochissimi, anzi pochissime. di recente, tranne l'Atalanta, che è stato un episodio sporadico secondo me, anche le vittorie con Monza e Fiorentina non son state belle vittorie. Son state No, vittorie bravo. sofferte, vittorie sudate, quindi è da 2 o 3 mesi ormai che va avanti questo andazzo di prestazioni sempre uguali, copia e incolla, poco però, Sì, ma efficaci, no, hai per ottenuto dire vittorie così, ma non sì, ma convincenti. no, ma proprio c'è quasi paura. C'è la paura perché, io, domenica contro la Roma, quando si stava perdendo 2-0, va bene, il Sì. 2-0 l'hanno fatto che minuto? Tu che sei aggiornato, io non mi ricordo. Non è che l'hanno fatto alla fine. 50° Ecco, 64. ecco, quindi quanto mancava alla fine?
parecchio, no? Mancavano 25 minuti per recupero. Toh. Ecco, 25 minuti. In 25 minuti, se una squadra c'ha i cosiddetti, sai Sì. quante cose può fare, Certo. o no? Sembrava che stessimo difendendo la sconfitta domenica. Sembrava che stessimo difendendo la sconfitta sul 2-0. Non è possibile. E non eravamo in inferiorità numerica, non eravamo niente, tutto quanto. Ma cioè, noi abbiamo discusso del rigore che ci ha dato, il secondo rigore, quello di Sava, che ha fatto la fuitina, lui ha fatto per andare a prenderlo, va bene? Ma avete visto dov'era la difesa? Sì. Ma avete visto dov'era la difesa? Erano tutti sistemati oltre la metà campo. A voglia, con la velocità che si ritrovano, va bene? Sembra che abbiano le ruote bucate quando corrono indietro, va bene? Quando tornano ci mettono un quarto d'ora. A voglia, fanno quello che vuole l'avversario, no? Dai, erano tutti oltre la metà campo. Ma cioè, non lo so. Poi tutti dietro a difendersi, a difendere il 2-0, il 2-0 sotto. Cioè, è una mentalità che non riesco a capire, non riesco a decifrare. Ed è una E mi mentalità che non avevi dispiace. però all'inizio. Non l'avevi all'inizio questa mentalità, quindi io capisco perché si è persa, perché comunque anche la vittoria con la Lazio in casa, seconda giornata, tu hai giocato a viso aperto contro la Lazio, che adesso sta facendo un grande campionato. Quindi Oh, tu miseria. avevi quel coraggio. A Parma hai sbagliato il primo tempo, il secondo tempo sei Sì. entrato, hai cambiato la partita con coraggio, con aggressività. Dove è finita quella roba lì? Io l'unica grande differenza che vedo tra quelle due udinesi è una giocava col 3-5-2, una giocava col 3-4-2-1. Però io non sono allenatore, ma è l'unica differenza che vedo. Appunto, ma indipendentemente, te lo ripeto, Alessandro, e quelli che ci ascoltano, che ringrazio, perché sono tanti, anche se siamo arrivati Sì, sì. così di ruffo e di latte, ecco. A me non interessa il modulo, mi interessa la testa con la quale i giocatori vanno in campo. Questo è il problema. La condizione, la garra, la voglia, l'aiutarsi fra di loro. Arriviamo sempre secondi, arriviamo sempre dopo nelle seconde palle, non ne prendiamo mai una. Cioè, questo è importante. Questa è la cosa che mi interessa. Io adesso non lo so cosa c'è da fare, ma qualcosa bisogna che faccia Runeic. Non è Ma possibile continuare infatti così. Cioè, non lo so, in panchina mi sembra imbalsamato tante volte, non lo so. Lo dico con grande affetto perché è una persona estremamente per bene, sì. estremamente corretta, per carità. Poi le sue bugie le dirà anche lui probabilmente, però noi dobbiamo prendere quello che dice e farne tesoro. Però insomma a me, cioè, non sono un incantatore di serpenti, quindi me freghi, quindi Guarda, ti faccio una domanda sfruttando un commento che ci hanno fatto e secondo me può essere, come dice Fulvio, può essere una porta girevole di questa stagione proprio l'andata contro il Venezia, perché lì da quel momento lì qualcosa può è essere, cambiato. può Da quel essere. momento lì qualcosa è cambiato, non si è più stati come prima. Sì, può anche essere nella mentalità dei giocatori, però lì anche lì a quel punto deve intervenire l'allenatore, dire: "Ragazzi, abbiamo fatto i fessi, e va bene, ci siamo fatti infilare come tordi, okay, adesso gambe in spalla e andiamo, eh". Cioè, anche lì l'allenatore ha le sue responsabilità. Cioè, una partita sbagliata ti può capitare, quella era stata una partita buttata al vento, regalata, okay, bene. Capita perché, ripeto, per l'ennesima volta lavorando si può sbagliare, allenatore e giocatori. Però dopo si resetta, bisogna resettare, questi son dei professionisti, son mica dei cialtroni insomma, Questi guadagnano, devono giocare, quindi resetti e vai. Quindi che questa abbia inciso, può essere che abbia inciso, ma, purtroppo a quel punto lì c'è qualcuno che deve far capire che quella è stata una partita una tantum, okay, come si Bravo. dice, una tantum. Basta, finito, e si ricomincia. Ma adesso attaccarsi al fatto che abbiamo perso col Venezia in quella maniera e da lì giocarci un campionato che sembrava rose e fiori, mi pare un po' troppo. No, guarda, hai centrato in piena. Cioè, è una porta girevole, però è successo talmente presto, al 30 ottobre era, che è successo talmente all'inizio della stagione che non giustifica. Cioè, c'è ancora tutto il campionato davanti. C'è ancora tutto il campionato davanti. Altra grande porta girevole
è stato quella partita col Genoa in casa, con l'espulsione di Touré, che tu è la prima volta che si è presentato al primo minuto col tridente, era forse la 4-3-3, prima volta che cambiava, dicevi dai che forse adesso vediamo la nuova luce, e poi da quel momento lì non cambia più, non è più cambiato, anzi non ha più cambiato modo, e si è rimasti col 3-5-2 bloccato. Col 3-5-2 bloccato, e quello purtroppo è, Sì, ma è sai, adesso quello col che... 3, col 3-5-2, l'unico veloce che lì abbiamo, adesso rientra per fortuna, è Solé. Solé è fortissimo, Sì. lo dico. Ma ne hai uno veloce, perché Bijol non è veloce. Christensen è bravo, ma non è velocissimo. Ok? E poi se non hai gente veloce con i 3 dietro, fai fatica, fa tanta fatica. In più c'è un portiere che mi dispiace, Sava, ma insomma un po' più di attenzione dovrebbe averla, insomma. Potrà diventare anche, che ne so, un fenomeno, ma insomma in queste ne ha combinate parecchie, insomma, fino adesso. Anche se ha fatto delle bei interventi, sicuramente, adesso non voglio dare la croce a Sava, però insomma domenica tutti quanti a parlare del rigore, ma anche lui ha fatto un'uscita che, ragazzi, insomma, un po' di colpa ce l'ha, eh. Cioè diamo a Cesare quel che è di Cesare, insomma, quindi. Però insomma adesso io dico che col Venezia bisogna pensare solo ed esclusivamente a vincere, come non mi interessa, dovete vincere. Che Udinese ti aspetti di vedere col Venezia? Mi aspetto di vedere quella che avrei voluto vedere contro la Roma dopo la partita di Como. Perché dopo Como, partitaccia, la peggiore in assoluto del campionato, Sì. ti aspetti e dici, mo ve faccio vedere io chi siamo noi. Hai capito? C'è questa voglia dentro tutta la settimana che ti rode, no? Se uno ha amor proprio, sei attaccato alla maglia, all'ambiente, ai tifosi che sono gli unici che salvo, va bene? Ai tifosi, eccetera. Dice, adesso te faccio vedere io domenica con la Roma, li famo proprio giallo e rossi, li dipingiamo noi, no? Cioè, questa voglia, cioè, io mi aspettavo questa partita. Naturalmente domenica mi aspetto una partita di questo tipo, capito? Solo che sai, nella testa del giocatore dice, ma sai, contro la Roma potrebbe essere anche più facile, essendo una delle squadre top del campionato, cioè roba del genere. Contro il Venezia, sai, è penultimo, e lì, insomma, cioè, questo non vorrei che si ingenerasse nella testa dei giocatori. Io spero di no, io spero che contro il Venezia facciano la loro partita, che sappiano muoversi nella maniera giusta, che Ronei indovini la squadra e la formazione da mettere in campo con la sostituzione soprattutto di Castro, e poi vada come vada, l'importante è vincerla, questa. Poi ne riparliamo. Hai detto tutto tu sulla partita, e non importa come, l'importante è vincerla, No, e non importa neanche con gli uomini. Non importa neanche con gli uomini, perché non è una questione, secondo me, tanto di uomini, come dicevi tu, è più una questione di no, testa. esatto. È una questione di testa, e secondo me non bisogna partire per gerarchie, per partito preso, con le gerarchie, quindi in base a chi vede più carico, più motivato, più concentrato in settimana di giocare, anche se è uno che di solito non giocava, perché purtroppo il Venezia è una squadra che, nonostante abbia dei limiti anche per le cessioni e tutto, il Venezia è una squadra che gioca molto bene anche. Quindi se affronti il Venezia con l'atteggiamento Vabbè, ma scusami revisto, Alessandro, ma se è penultima ci sarà un motivo, dai, via. appunto, Su. se tu li affronti con atteggiamento conservativo, gli dai fiducia a un Venezia che comunque non è una squadra che verrà qui per non giocare. Quindi devi affrontare col coraggio giusto, come magari visto con l'Atalanta, e come all'andata, se li affrontai con quel coraggio lì, poi vinci la partita 3-4-0, perché la differenza tra le due squadre è netta. Però devi avere quell'atteggiamento lì, che hai visto a Venezia all'andata, e tenerlo possibilmente per 90 minuti questa volta, e non improvvisamente cancellarlo. Tutto lì, molto È quello semplice che ci battere il Venezia, auguriamo. basta quella roba lì. Oh, È proprio lì. Alessandro, è un'ora che stiamo andando avanti qua, Hai Abbiamo visto? fatto, Bastiamo io e te. Bastiamo io e te. sì, bastiamo io e te, però qui sono già le 7 Sì. di sera e la gente Ti magari lascio adesso andare a mangiare. Ti lascio li andare a lasciamo mangiare. Allora, mangiare, noi perché sennò gli facciamo andare per ringraziamo la nuovamente tutti per come. averci seguito, che come Grazie sempre davvero, è tantissimo, veramente un tantissimo. piacere confrontarci con voi su tutti i temi. Vi ricordo che domani puntata mercato, venerdì puntata pre la partita contro il Venezia, lunedì sera ritorna la Big Band al completo,
Quindi ci sarà Elio, ci sarà Ernesto, ci sarà Beppi, sperando ci sia di nuovo anche Stefano. Quello ovviamente vi diamo gli aggiornamenti di Auguri di giorno in Stefano. giorno. E niente, per il resto, Lore, grazie per avermi fatto compagnia oggi. No, grazie a te Alessandro, è stato piacevole e spero sia stato anche per i nostri amici che ci hanno seguito. E ho visto che sono tantissimi, io li ringrazio e gli auguro una buona settimana e soprattutto un buon sabato pomeriggio, ore 15. Ben detto. Udinese. Buona serata a tutti. Ciao! Ciao ciao. Lorenzo, sei pronto? Certo che Andiamo a giocare. certo che sì, ma tu chi sei? Okoye, il portiere. Io? E tu? È il Niño Meraviglia! Vamos! Andiamo. Big Ben, la trasmissione. Ragazzi, dove eravate? C'è la trasmissione, dai, andiamo.